sua parte, ma chi non ha fatto la propria parte in questi anni e in questi ultimi mesi è stato il governatore Zaia, che nei tavoli dove devono essere prese le decisioni importanti a livello nazionale, a livello regionale, non c'è mai. Abbiamo chiesto alle regioni di fare pulizia anche al loro interno con le leggi regionali. È possibile farlo solo nel momento in cui le regioni hanno legiferato. È evidente che noi qui partiamo in svantaggio perché la regione non ha fatto quello che doveva fare. Io mi sono assunta questo impegno e tra l'altro vi riconfermo che ci sono anche le risorse. Voi in questi giorni avete la possibilità di cambiare davvero, di scegliere davvero un futuro diverso. Noi vogliamo aiutarvi a fare bene il vostro lavoro, non al vostro posto, ma creare le condizioni perché questo avvenga. Il cambiamento lo dobbiamo fare tutti insieme, perché la sfida del domani è una sfida difficile, che dovremo affrontare con la forza e la tenacia che solo i veneti sapranno esprimere. Allora io vi chiedo un ultimo sforzo, ve lo chiedo, sì, ve lo chiedo io, dopo che ho dedicato 4 mesi ai veneti e a tutti i comuni del Veneto. Vi chiedo lo sforzo di mettercela tutta.